Uno. Eccoci, allora, benvenuti, bentornati a Interissima Furlans, puntatissima dopo la super partita, fra virgolette, fra Juve e Inter di ieri di sera, e insomma la vin bramade, la vin volude, la vin cirude, eccetera, eccetera, alla fine è stata una partita di Le merda, merde. un dei pies derby e forse uno dei pies partiti di Kistan dal punto di vista Sì. proprio di gioco del calcio, e quindi direi di partire direttamente dal vostro gentil pensiero sulla partita in sé, cioè che si aspettava in come che hanno effettivamente reagito gli squadris, e dopo passi agli up and down, a questo caso Moviola su Sidi Darmian su Chiesa, e dopo vari ed eventuali, eccetera, eccetera. Io metto il cronometro perché non vorrei che si interrompe la trasmissione sul PBL, quindi dai, metti 10 ore e dopo io dico come va. A voi, Angelo, e dopo Santin. Allora, io non aiuto proprio nelle partite brutte, no? Dici che hai state studiate, secondo me, da entrambi i lati. La Juve è partita attaccante e non me l'aspettavi. Si sono sciras, non me la fin in realtà, non me, da second team. E... Che poi io dici, non sai, le partite strane, non la più brutta che vedo tu, non il più brutto derby d'Italia che vedo tu, perché il più brutto derby d'Italia in assoluto che vedo tu, da parte dall'Inter, a parte tutti che Carobat, che un po' di incontaio, sono infiniti. Che dice, era 3 anni fa con Conte, prima dal lockdown, che vi perduto da zero, mi fa veramente schifo. E fa schifo contro la Juve, per me, le robe invece, veramente in vereconde. Ma ieri due partite, sì, boh, hanno trattato l'avversario con rispetto, è sempre un derby, è il derby d'Italia, il bene contro il male. Non, potevi attaccare di più, senz'altro. Non hai avuto grandi robe in attacco, ma una partita più giocata sull'aspetto tattico che sull'aggressività. Non hai massa commenti sulla partita. Mi speravi di vincere, ma 1-1 e sta, che è il risultato. Santin? Santin? Boh, io vi avevi detto già che 3 volte, mi pare, no? Che il pareggio era molto probabile, il pareggio è venuto, cioè diciamo che era il pareggio accontentava entrambe le squadre, infatti la partita è stata dall'inizio, dal mio punto di vista, da pareggio. Io l'attacco della Juve, sinceramente, i primi minuti di attacco, sì, ma è vero perché lo abbiamo fatto. Però la Juve giù è sempre così, nel senso che comunque loro giù molto difensivi, lavoro della balle, erano robe che noi potevamo aspettarsi, e quindi no, mi dispiace tanto, invece secondo me la partita dell'Inter non è che la vedi proprio te giocare, cioè se nel senso, se si mettevi d'accordo prima a tavolino, facevi X, potevi fare di manco di là, cioè nel senso, mi sembra che hanno fatto 650 passaggi, no, non vorrei sbagliare, ma io penso che a manco il 450 se ne sta facendo per lavoro, no? Cioè l'Inter di l'anno passato giocava così, cioè soprattutto all'inizio dell'anno, no? Che passava sempre la balle da lavoro, che aveva voglia di cominciare l'azione di lavoro, tutti questi cagati che non servono a noi, perché poi il gol al veno ovviamente, verticalizzando velocemente, no? Con 3 passaggi si viene fatto il gol, no? E quindi secondo me se la partita veniva giocata tutta così, cioè nel senso lasciando un po' più la palla alla Juve e verticalizzando velocemente senza fare il gioco dalle 3 carte da lavoro che si passava in sempre il pallone tra il portiere e i due difensori, eccetera, magari si potrebbe fare di più. Comunque il pareggio, come che avevi detto io, è un pareggio che ci sta e va bene così. Scusa, una Ok. parentesi, hai notato un errore, li fascis dall'Inter, un errore spompis. Di Marco sarà un po' strac, Dumfries non era al top, anche se alla metà d'assist lui, no? Se non sbagli, pare il... sì. No, Turam, No. Ah, Turam, Turama, la Turam. tua, è vero, c'è scemo. Sì, sì, sì. Comunque, Ma anche lì, secondo me... Mm? scusa Angelo, secondo me invece il problema maggiore a sinistra è l'estate che ha anche Bastoni. Purtroppo Bastoni quando hanno il giù e l'Inter fa veramente fatica a creare gioco, perché Bastoni non è più sul il mastodonte
laziale lì, come si chiama, Acerbi, che ci ha fatto perdere scudetto, l'Ari Pazzesco, che quindi non sapeva più di scudetto, e scusa. poi l'ha segnato per il Milan, l'ha segnato lui, che volte cazzo di Sì, cacca. contro il Milan, Ah, che boh, volte, roba sì, vecchia, sì. roba vecchia. Comunque non mi è mai piaciuto che il giocatore lì non mi piacerà mai. Soprattutto farlo giocare di braccette non ha senso, soprattutto sto giocare di attaccare. Lui era un difensore centrale, la sta in difesa, appunto. Dopo tu devi essere che lì era un po' impacciata di giocare la palla, quindi non è un giocatore tecnico. Con Bastoni lì invece no, Bastoni va su all'attacco e ovviamente crea un po' anche di superiorità. Eh, Inzaghi lì, tutta la sua fantasia di calcio, non gli ho Bisek, tra una partita del genere, ad esempio, Bisek come poteva giocare. Parentesi, c'è c'è lì di creare un po' di pui, no? Era secondo me l'unica alternativa che poteva stare. Comunque il problema maggiore è che hanno le bastoni, cioè lì non manca i bastoni. E di Catremande, ovviamente, mangiava il francese e quindi di conseguenza anche che era un terzin quasi, no? Quindi a spinge che il tanto. Quindi sulle fasce, secondo me, il problema è stato che e dopo, ovviamente, quando tu fai su una partita di difese, lì Alice, invece di fare lì Alice, fai i terzini, quindi sono molto in lavoro. Cioè, la partita di ieri praticamente non l'avevi mai giocato in attacchi, pensi, non sei troppo balli che ha tocchiato eh, Lautaro, Days, Sì, sì. cioè, Taprintino non arrivava devi più giocare la nulla. partita. Io penso che giudicare la partita di ieri sia di male, perché non, se la sveglia per pareggiare, viene pareggiato bene, non nessuno si perdeva in RPS, però la partita è proprio è stata una delusione incredibile, perché non so se che pensai su altro, ma mi pare che Ma se io posso dire a me, e voi un po' che in accordo con tutti e due, nel senso che allora mi corregge, eri stato mal interpretato, non è che è stato l'Inter poi brutto, io mi pare che lei specifica bene, è stata una delle partite più brutte di quest'anno, cioè l'Inter in sé non è che aveva giocato male, ha fatto comunque il suo competing e manchiante appunto frecce di spinte come Pavare e Bastoni, che comunque ti permette anche Bastoni il lancio lungo, no? Che invece Acerbi hanno là. E quindi ovviamente erano squadre che l'hanno d'accordo con Agnul, forse la partita era stata studiata proprio per non di sparpareggiare, però per se comunque a Tens, no? E che secondo me è un segno di maturità dalla squadra in sé e forse anche dall'allenatore. Io non sono né country né pro Inzaghi, mi va bene che l'Inter vince sempre, a me non mi interessa in che maniera, se modo. Ovviamente se si può giocare bene, io il ballone, mi oranchimo. Ieri effettivamente il print team, l'estate, sì, giocare, ma anche lì contrasto, perché i due gol arrivano di due errori dalle rispettive centrocampo, beh, un centrocampo sì, no, tal senso, no, tal senso che sì, il Nestri al ben partendo dal portiere, ok? E va bene, è una verticalizzazione, ma qual è sta l'errore dalla Juve? Che sta che fate il primo gol, si sono un po' in tu, stato fuars, e hanno detto, boh, aspetta che spostino il baricentro, hanno spostato il baricentro in avanti e noi Juve in punese. Sicché là il sunto, insomma, dalla partita. Invece loro hanno segnato su un'ennestra disattenzione di Dumfries, e su una copertura comunque malti nude di Vlaovic, ma comunque il vince a parte 1-0 e va bene. Il discorso è che il chi, che dopo comunque dal secondo team la partita è completamente muarte, ma muarte, e quindi di tutti i bandis non era proprio l'intenzione cioè la Juve probabilmente appunto bastava il pareggio, anzi io dus festeggiare per il pareggio a Caselore che la ti fa capire in che maniera che si richiata una squadrata dal genere. Noi invece vi dite, boh, vi anche mo due punti di vantaggio, era come che diceva Mourinho, no? Con chi viene di giocare contro la Juve o c'è, noi vinto i risultati, vin il pareggio, la vittoria, e loro scugnino come vinci. Effettivamente la Juve se voleva dare risposte o se voleva alimentare speranze scudetti che secondo me che all'altra squadra lì non dà che stanno, aveva di la vinci, aveva di continuare a attaccare, invece si è limitata a limitare i dance. E dopo non so se volessi aggiungere al Catri Watris, i Beh, partirei proprio di, sì, di loro ho che robe visto, chi.
Scusa, Sì, scusate. Vai. Domene robe e così dopo i Fevelin anche, secondo Watris, di cui che l'ha fatto ben e soprattutto un po' malut dalla partita. Angelo, Allora, no, do robe velocissimi. A cui potevi segnare, un che non segna mai. Aveva di sbloccarsi con l'Inter, chiaramente. Sì, dopo l'ha fatta anche così. Boh, l'ha fatta i pensi alla stampa e ai tifosi. Sì. Sì, è evidente che non è contento. Però dopo no, è stato che l'ha fatto così e dopo anche fatto il gol su. C'è Bielece, c'è Bielece. No, il secondo tempo è vero che noi abbiamo provato, che non è stato agonismo proprio, no? Non è stato agonismo, guarda l'Inter tranne qualche lettera quadrado che se non si villat tutto contro anche solo tutto chiave l'uomo e si vilava la munizione di quadrado è inesistente secondo me inesistente era allora sul sul ballone ballone l'altra l'hanno volta. tirato a gambe tese e dopo lo hanno punito ogni volta che aveva il ballone hanno provato anche Penso Padis che a non ammonire che gli altri cioè proprio te tu sei stato ring e come tutto si soffre punto perché Agnul, fare Sadu, tutte che cazzo Agnul, di mafie che è tipiche di che squadre innominabile lì Dio, chi poi pensavi che Inzaghi dopo che aveva beccato il cartellino lo chiavasse, sinceramente? anch'io dubbioso io proprio starà Saioni no, comunque mi è Ecco. piaciuto l'atteggiamento di sfottò di Quadrado. Dopo l'ha provata anche a Ah, fare sì, l'ha provata anche a fare una simulazione e gli è andato il fal però. Sì. L'unica volta che gli è andato ragione, devo dai, sì. visto che tu simulai stato ring, L'unica volta che le la via il giocatore, cioè l'unica volta che le è arrivata la via il giocatore, no? E alla capita che si è risucchiata la balle. allora fraccate. A un certo Sì, punto, a sì. parte che hanno usato fraccate comunque, hanno pestato, ma a un certo punto non mi pensi cui Gatti ha dato un punta stomi No, l'era Bremer su Lautaro. ma qualcosa arriva proprio da così, insomma, Sì, aveva sì, mosso di l'era caratteri. Bremer su Lautaro. Sì, sì, sì. Oh, non è andati a munirli, eh. D'altronde Io sai che si potesse sempre, oh, poi non vinciamo di stesso, per l'amor di Dio, ma cioè, oh, non si può, non si può. No. Quindi Fevelin dammi un secondo dai di second Watris. Allora, dai miglior, un po' di indici, boh, Lautaro che l'ha segnato, dice anche di Turam, insomma, che l'ha fatto l'assist, ok. Comunque, C'è avuto un po' di sì, balis. tal'unica azione praticamente i degni di notte, perché non desta di Satres, a parte pare un altro tir sbagliato di Turam e Pocatri. Second Watris, i partiti io, perché io ho avuto due robis che non mi sono piaciuti, giocati giù a dos che non mi sono piaciuti. Allora, Cerbi per primo, perché secondo me alla sbagliato qualche disimpegno di masse ed effettivamente come Caladite Santin non è un difensore puro, centrale, quindi la difficoltà anche abbia di certe situazioni, avere l'intelligenza di far partire certe situazioni. Il secondo è Mkhitaryan, che effettivamente sì, è per volontà sì, alla FAT, però insomma lei ha dovuto anche un po' no, è strano dal gioco, comunque no, la sua giornata, ecco. E avevi un Tiers che come mi stia, ah sì, beh, boh, un po' che Dumfries, ma non per l'errore lì su stop di petto, su Vlahovic, in generale. Probabilmente come magari di te hanno un po' spompate, eccetera. Per il resto, magari fatti i cambi su un po' il prime, che il sì, mi sarebbe piaciuto di la voglia di Frattesi e di Aslani, però vabbè, là è così. Che là sono i miei down dalla partita. A voi la Peraule sale alca, non se la bene dai giocatori e dopo il Lindenau. Boh, a me tutto il centrocampo non è piaciuto nessuno, sinceramente. Mkhitaryan malissimo, ma lo dico già da un paio di settimane che secondo me avrei bisogno di fare un po' di panchine e far giocare qualche donato, soprattutto Frattesi che a me piace di più, è insomma, un giovane, un che può comunque entrare. Barella, insomma, non malissimo, credo che proprio mi ha fatto il PS come dal centrocampo di Cialanoglu, infatti il gol è colpa di Cialanoglu, non è perché un giocatore a centrocampo sbaglia un stop che si può schiappare un gol del genere. Cialanoglu, se tu dovessi io il gol non va da ora a Vlau, cioè lo ha lì, ma Vlau lì se partisse che l'altro resta
a centrocampo, no? Quindi il gol ha le colpe di Çalhanoğlu, non tanto la colpa di Dumfries. Davvero, abbiamo già detto prima, vivevi anche i difensori lì e quindi più di tanto non si poteva fare, ma secondo me che altri non mi vengono in tal nessuno, è stato un po' l'atteggiamento rinunciatario. L'unico momento si da sotto e viene deciso di segnare, vi insegnare, invece di giocare tanto la barra e lavoro, cercare di fare il gioco di lavoro, forse era il mio gioco, come che si gioca di solito, cioè, quindi cercare di fare una verticalizzazione molto rapida e arrivare in Sì, quarta con ma un po' sfassato. hai anche vero che noi abbiamo fatto il gol anche proprio la Juve è venuta fuori. Fino a quel momento Sì. lì la Juve era serata completamente di lavoro, cioè il gioco Ah, sì, dall'Inter cioè, era dopo anche schierate sempre. quindi se cioè, tu col giro palla tu puoi fare che tu vuoi, però se la Juve non va in for, è difficile anche verticalizzarti, a tai bus, e lì purtroppo non è che tu puoi fare miracoli, No, è un infatti, po' sì, come che sì. tu giochi con i provinciali, come che hai la Juve, e ovviamente è difficile sbloccare la partita, lì si vede magari l'estero dal giocatore, il tir di for, e purtroppo a passare in orizzontale da lavoro non è che tu combini istante, no? Quello è, scusa. Infatti poi il risultato è stato che lì, cioè 70% di possesso palla, 600 passaggi, una roba del genere, come dicevi prima, molto probabilmente non è stato nessun propositivo. Altre robe, io ho sentito tutti, infatti l'hai detto, l'hai scritto anche in chat ieri o UE, e ho sentito tutti che dicevano il gol in ripartenza dall'Inter, no? Ma il gol dall'Inter non è un gol in ripartenza, il gol dall'Inter è un gol costruito proprio in fase di verticalizzazione, cioè il Sì. portiere Alex Sommer che scommencia l'azione in 4 passaggi si viene fatto gol, quindi non è una questione che noi ieri in ripartenza, cioè io faccio una ripartenza quando è la squadra avversaria che ha il ballone, io recupero il ballone e voi a fare gol, un po' come che è stato il gol della Juve, dove il stop è stato sbagliato di Dumfries e loro hanno fatto un gol in contropiede, no? Ma il Nest non è un gol in ripartenza, il Nest No, invece è no, proprio no. una verticalizzazione che si è venuta esattamente come che tu hai detto tu, perché la Juve ovviamente noi organizzate, perché è una squadra che noi organizzate ha presse male, soprattutto se va fuori dalla sua tre quarts e quindi di conseguenza si arrivasse a fare il gol in modo anche a vonde, si può dire a vonde banale, perché insomma sotto io sono 3 o 4 passaggi prima di Lautaro, no? Sì, sì. Quindi non è un gol in ripartenza, ecco, No, no, tanto no. partisi, per questo Ma è. tu sai che è la stampa italiana, sempre di venditele che cioè l'Inter ha avuto quasi culo a vincere, a segnare, no? Nel senso Sì, sì. che ha sempre di paraculare un Comunque, po' la squadra dei Parons, che purtroppo è... Però ieri ammetti che dalla Juve, riosservandole ben, erano ben disposti in difesa, generalmente. A parte dall'occasione dal gol è stata talmente veloce l'azione perché è stata veloce comunque come tu dici tu sono stati 4 o 5 passaggi e alla fine lo hanno cuccato però generalmente era difficile far filtrare i balis in difesa non sono dei fenomeni a parte Bremer forse però sono veramente mettuti bene in difesa infatti c'è già passi e gol un gol più di noi forse in tutti i campionati 6-7 gol no, a me mi è piaciuto, ti dico, secondo me hanno giocato tutte le partite tra sufficienza e il mediocre, che per me è la stessa roba. Un po' Barella, ha mettuto un po' più di gara di che gli altri, secondo me, a metà campo. Sì, non mi è piaciuto né Mkhitaryan né Çalhanoğlu, che secondo me sono stracks, hanno bisogno di riposare. Per il resto vedremo le prossime partite. Ok. disegna che le boxe disi, Mi sarei insomma, di che splaciuto, partire. ecco, mi sarei splaciuto anche a meglio di, cioè, allora il caso come invece di fare i cambi a 3 minuti dalla fine, sì, io di Aslani un momento in prima, secondo me non era sbagliato, e anche Frattesi, assolutamente. Di norma io faccio al 65esimo, se io che con la Juve ha cambiato i fasci al 70esimo, mi pare, aveva messo Carlos Quadrado. e Quadrado, e dopo all'aspettato fino all'ultimo per fare massa pure di spostare gli equilibri massa pure perché non poteva permettersi di perdere. Ok. Allora, une parole veloci su queste polemiche che stanno tirando fuori Gobos sulla sbracciata di Darmian su Chiesa, se volen sprecare dei cose, ma secondo me non è che
e dopo i febeli magari velocemente di come che sono le altre squadre e dopo lì in devan con l'ultima parte della puntata e con vari eventuali, quindi se volete anche fevelare 2 minuti dal tennis e dalla moto se volete, qui che la voglio di fevelare per sole. Quindi se volete digiare sul presunto fallo di Darmian, se no lì in devan. Per me è un'invenzione loro, non le fa. Ok, Agnul? Juve merda. Ok, bene, perfetto, sei spiegato da solo, sei spiegato da solo. Allora, di che altre strade si vio comunque un Milan che continua ad arrancare, anche Salvini comunque contro la Fiorentina, che la Fiorentina non arriva a buttare dentro neanche quei clubs. Un Napoli che è tornato alla vittoria con Mazzari, che la prossima settimana lo va a incontrare, la di loro, e che sarà un altro biel test di fa e un Lazio Caccole e un Rome che purtroppo ha vinto con l'Udinese, inguaiando un po' anche l'Udinese dalle zone basse della classifica. Dopo Rauli, se volevi su che robe qui e dopo passiamo al resto. Angelo e dopo Alessandro. Lui sì, la prossima giornata è interessante, a parte che Mazzarri, io non sai mai interpretare che l'uomo lì, però cazzo, cioè arriva a vincere 2-1, ciao ti dici, bravo, si è portato un po' di energie, oppure ha portato energie il fatto che hanno mandato via Garcia, comunque da che caschi una squadra comunque piena di talento come che il Napoli si ringalluzze, no? A manco per uno o due partiti, per uno sicuro. No, prossime sarà un test per il Napoli e per noi, Cenciatri. La Juventus giù a Monza, mi pare. Quindi non è una partita facile anche per la Juve, però è più facile la loro, la nostra. E secondo me, cioè, noi vinci, quindi continua a vincere. Non possiamo permettersi di non vincere dopo partite di fila. E per ciò che riguarda l'Udinese, mi dispiace, ma che stanno veramente a rischio. A rischio di brutto. Dopo normalmente arriva sempre a saltare fuori, a tirare fuori dal cilindro, via alla fine del campionato. Io dico che si inventi a genere, ma io non la io per noi bene. Io miglior che sono da lavoro, tipo Cagliari, la Salernitana, anche il Verone, cioè metti in poi gare, a vincere di poi. La squadra, se non sbaglio, con più pareggio l'Udinese. Non so come mi pare, comunque andava a collezionarsi un bel po', sì. Vot pareggios. Sì. Santin? Ma col Napoli sarà sicuramente più dura dalla Juve, mentre il pareggio con la Juve era quasi scontato, col Napoli sinceramente non sai, perché è una squadra a vonde ostiche, noi abbiamo sempre fatto a vonde bene con loro, quindi può dire anche vinci, però secondo me io dico come che va la Champions cioè, mercoledì. I speri che faccia giocare tanti di che fin come hanno giocato, perché è una partita che praticamente hanno covente a noi, perché per il primo puesto comunque è la partita in chiesa che viene con la società, quindi anche perdendo comunque essere scompagni. Quindi io spero che a manco deriva io di qualche giocatore diverso di che i 4, che il 5, 6 che giocano continuamente. Visto che, ripeto, l'Inter ha due squadre, quindi poi c'è questo è la verità, cioè non è che... Per il resto, insomma, l'Udinese mi chiude male, però per me non avresti dei grandi problemi insomma, a salvarsi, soprattutto se giù magari in una maniera un po' più difensiva. Io ho una squadra che comunque gioca di ballone, cioè non è che vedi paura, va a giocare le partite, tutte le partite sono state giocate, di quell'Atalanta che a meritava di vincere dopo perduto, cioè hanno pareggiato proprio te all'ultimo minuto, all'ultimo secondo, quindi secondo me è anche un po' di sfortuna. Io non so se avevamo tranquillo, a manco per quanto riguarda la salvezza, dopo un po' come il Sassuolo, l'Udinese ha diversi introiti dalle squadre grosse, quindi difficilmente la manderanno in Serie B, o comunque cercheranno di tenerla in Serie A. Un po' anche per la società, per il stadio, eccetera, eccetera. Il resto, insomma,
il Milan e le solite squadre, così. E che Satris, qui è che l'ha giocato, non ha avuto nessun'altra partita, mi pare. Il No. Bologna sta giocando contro il Torin, sta vincendo va quinto. Scusa? Bologna, Ah, il Bologna. sta vincendo signor. Torin va quinto. Grande Tiago Motta, che non avrei mai pensato, cioè veramente. C'è un'evoluzione di anno dopo anno, anzi di mese dopo mese, l'evoluzione dal gioco delle sue squadre. Uno dei prossimi papabili. Anche se io spero che l'era Inzaghi duri tanto, perché se dura tanto vuol dire che sta vincendo. È vero. Cioè di anni il ciumuzzino a minutaggio, che non ci moci minuti. Purtroppo non hai la visuale del minutaggio. Allora, facciamo con che viene in 3-4 minuti, proprio velocemente, un parere se ce l'avete, se volete, sulla Coppa Davis e sul MotoGP, sul Mondiale di Bagnaia. Io non fa belli perché, come ripeto, qualche non sai di certi argomenti, a che tasi, per me mi lascia onestamente un'influenza che altre robe. I voi a butta fuori gli altri, mi sgnaure, e altri sfevelai tu, dai. Allora, io moto mondiale zero proprio te. Cioè, lui chiala ogni tanto. C'è che magari mi sera lui chiala, mi piace anche chialarlo ogni tanto. Ma onestamente non saprei commentare il mondo mondiale. Su Sinner, no, è tornato io il video della volta passata e dopo si chiacchierava di Sinner, insomma, confronto con Djokovic. Il mio messaggio che altre volte è venuto fuori un po' sbagliato, perché secondo me Sinner era un grandissimo talento, ovviamente, sa lei che livelli anche in classifiche ATP. E spero veramente che Dio Boppo di sei che l'italiano che cambia la storia dall'Italia dal tennis e magari a porta a casa uno, due, tre slam, anche perché Alcaraz, che è il numero uno, come dici, tra i giovani, è in fase discendente e secondo me Sinner ha proprio anche l'attitudine giusta, mentale proprio, giusta per diventare un grande. E spero che lo diventi. Dopo, se l'italiano, vabbè, Djokovic a chiacchiere italiano miglior di lui, che è il po' sicuro. Però sì, dai, l'italiano ti fa per lui. Ok, Santin? Boh, sul tennis, sì, grande soddisfazione, perché insomma, Noere, dopo più di 40 anni, insomma, vinci la Coppa Davis, è una roba incredibile. Infatti, mi pare che anche gli spettatori no, hanno seguito anche la partita, no. Sono contento perché comunque è sempre un sport che io di giovani hai fatto, eccetera, quindi mi è sempre piaciuto, ecco, quindi o l'hai seguito, questo per me, insomma, sono contento che vedi vinto, sono contento che... Ma non le do Sinner, perché non le do Sinner, lei è proprio un movimento che stanno facendo bene, ma sono diversi giovani che stanno facendo bene, ma già da qualche anno, no? Se pensi a Berrettini, no? Quindi di conseguenza secondo me la federazione sta facendo un bel lavoro sul tennis e che come Cassiotto anche uno magari sta lavorando bene dopo i risultati plan plan, no? Con Heinz a venire fuori. E quindi bene, bene, bravi e spero anch'io che Sinner o qualche italiana magari vince uno slam, non sarebbe male, magari lo slam più prestigioso, no? Anche se Sinner non è proprio adatta secondo me, non è proprio adatta sì, all'erbe, però vabbè, dopo io dico. Sul MotoGP invece sono contento soprattutto perché non ha vinto Martin che mi sta un po' sulle balis e poi disegno una roba importante, cioè hai anche di sottolineare il fatto dalla Ducati, cioè noi abbiamo il pilota italiano ma è anche la moto italiana, no? Quindi di conseguenza bisogna essere due volte scontenti per il risultato. Poi la Ducati fa sprint scontieri, quindi vuol dire che proprio è un dominio e quindi è Ducati che decide, non dico qui che vince il mondiale, ma quasi, insomma. Ok, Agnul, un minuto sulla Formula 1, no? Che è finita, mi pare, no? Io che Finire la Era finita stagione. a Gennaro.
Era già finito il talk. No, poi è stata belle gare, cioè, belle gare. È stata interessante perché comunque si giocava in le posizioni, a parte Verstappen e la Red Bull che hanno stravinto, in anticipo si giocava in tutte le posizioni dal quarto posto in poi, anche per la classifica costruttore si giocava sì, per il second posto. A me come stagione mi è piaciuta, mi piacciono anche le gare noiose in Formula 1. Commence, non sono un ferrarista, io tifo Williams forse perché ho vissuto in Inghilterra, ma già mi piaceva prima. Arrivate settime, sono contento perché Ringhais che arrivava sempre ultime. E noi, aspetta, E col Fanta Formula 1 c'è un setto Formula arrivato. 1 e vinto come ogni anno. No, facevo un torneo di fatta Formula 1 che si alzino le squadre, si pilota, si fa una competizione e vince sempre io. Anche Mafra però che sta anche una squadra è Fotte Zero, sai che lui era un grande appassionato di Formula 1, era rinominata la squadra Fotte Zero, arriva terzo se non sbagli, quindi Sì, bravo sì, Manfred. Prossimo anno completamente. tu entri anche tu. Ah, sì, vabbè, fotte 0-2, no, beh, fotte qualcosa, fotte qualcosa. Boh, dai, allora, mi pare che siamo comunque quasi agli sgoccioli. Intanto, allora, È la Champions mercoledì comunque, sì, a volevi, 10 minuti, poi sarà comunque per la Champions, sì, pronostici. ma secondo me un 3-1 per noi. Sì, sì, anzi, probabilmente con vantaggio loro, dai primi 20 minuti e dopo capovolgimento e vinci no. Ma comunque sì, pensi che rivedi a vincere. Dopo Qui tutti titolari si coglioni. o con i panchini? Siamo giù con i Speri panchini. con i panchini, anch'io, Anch'io spero di vedo. sì, sì, Ah. sì. Anche perché viene il Napoli domenica o sabato, come non mi pensi, no, forse l'Unis, visto che giochi di mercoledì, come non sai, no, il calendario Sotman, ma sì, io preferirei che riposassimo un bel po' i titolari se in Champions in passato, quindi vuol far giocare le seconde linee, la seconda panchina, sì, la panchina che è la seconda squadra e quindi ha di giocare. Santin? Sì, io l'ho detto anche prima, no? Cioè, mi aspetti che se in tanti giocatori che di No, ma solito... il pronostic, Io non sono così tanto sicuro che vinci, perché il Benfica è una bella squadra, fin come a 0 punti, cioè prima o poi cazzo un punto lo farà, cioè noi voi di poi comunque prima o poi, insomma, tu dici, secondo me a pareggi. mm. Tu l'hai azzeccata anche con la Juve, speri che non tu la azzecchi per il turno di Champions, che fra l'altro io dico anche come che si in quei team si può dare chattarsi per una live di magari un quarto d'ora, 10 minuti così, prima di lunedì di sera per fare la propria appunto della Champions. E altri robe di aggiungi? No, domine robe che hai fevelato e gli hai detto, tu veduto i video sul canale, no? Mi fa, sì, sì, tas, va, mi fa vedere come dall'Inter, no? Invece mi fa vedere un po' di tutto, no? Mi fa, se no, cui uscaghe. Allora, innanzitutto, io lo ringrazio per intanto aver veduto il video. E mi fa, sì, boh, ma al prossimo video vedo da ringhi, boh, mi fa già 4-5, Dio, boh, aspetta allora che la Rai avviati. Però che avanti li so comunque con 6, i prometti comunque di slargare sempre il più possibile. Ovviamente chi si fa vele di Inter, non è che si fa vele di Milan o di Juve, però cercherei comunque di accontentare un po' che istin sul cool, ma che magari plus anche sentire là di bande di un interista Magari dalla loro potremmo squadra. approfondire il discorso udinese, cioè, ad Sì, esempio. sì, perché no? Magari gli potresti invitare qualche dun proprio il capobandiere dal tifoso proprio storico udinese, quindi magari potresti inviarlo in live. Magari io scartabellerai i miei contatti e io se chiatti qualche dun che la voglia di venire a farsi quattro ridadi che è online. Per il resto, ringrazio come al solito. Che sono arrivato la prima volta e che magari non seguisci già dalla prima puntata. Grazie per le visualizzazioni. Mi raccomando, come sempre, iscrivetevi al sotto i video. Se non io devo per strada, dai uns consigli anche per strada o per telefono, c'è un cacchio che volete. Noi ci vediamo la prossima. Grazie Agnul, grazie Santin.
come sempre, Juve merda a voi e famiglia, buone serate, esatto, buona Champions a tutti e see you o prima di Napoli-Inter o subito dopo la partita per commentare che e vari ed eventuali. Io us ringrazio, mandi e buone notte. Viva l'Inter! Ciao! Viva l'Inter Ciao! sempre! Ciao! Ciao!